Un caro saluto da Fabio Moresco. Oggi voglio accompagnarvi a scoprire un'area di Venezia veramente interessante. Avvicinatevi, è un'area ricca di storia, di curiosità e di tradizione. Sapete riconoscerla? Non ancora? Scopriamola insieme. Seguitemi! Il 25 marzo del 421 è la data della mitica nascita di Venezia, quando un carpentiere greco di nome Candiotto, o per alcuni Eutinotto o Antinopo, a mezzogiorno fa consacrare, come voto per essere stato salvato da un incendio, la chiesetta di San Giacometto a Rialto, evento puramente leggendario che compare comunque per la prima volta negli Annales Veneti, Chronicon Altinate del 1100 di Giovanni Diacono. Ma c'è un'altra isola a Venezia che può contare su una storia sempre leggendaria, ben più antica, risalente addirittura a 32 secoli fa. Olivolo, ovvero San Piero de Casteo. L'isola di Olivolo o de San Piero è da sempre stata, fino alla formazione del quartiere di Sant'Elena, l'estrema propaggine orientale della città di Venezia, l'ultima zona di Castello Est. Si tratta di un isolotto di forma vagamente ovoidale che misura circa 350 metri per 230 metri su una superficie di circa 6 ettari e mezzo. L'isola di Olivolo è collegata al resto della città mediante due lunghi ponti in ferro e in legno che scavalcano l'ampio rio di San Pietro, di cui quello di Quintavalle, costruito solo a fine Ottocento e ricostruito in tempi recenti nel 2009. L'isolotto è composto dal campo sul quale si affacciano la chiesa, la caserma Sanguinetti, vi ricordo l'ex palazzo patriarcale e monastero con chiostro, si affaccia il campanile, la canonica e un piccolissimo patronato salesiano. Dietro al campanile inizia un piccolo borgo di pescatori, tipico esempio di edilizia minore della Repubblica Serenissima, un quartiere denominato Punta Quintavalle, il cui significato sembrerebbe derivare dall'arcaico Quina Valle, laggiù, lontano in basso, e vista l'ubicazione e da dove deriverebbe un'antica famiglia veneziana con lo stesso nome, il Quintavalle, questa zona è composta di case salubri di inizio Novecento, alcuni condomini detti dei Polesani, poiché costruiti per le famiglie dell'esodo giuliano-dalmata del periodo post-bellico, e la zona Fari o Marifari per la marina militare, alcuni cantieri motonautici posto dietro la chiesa, prospiciente il Campazzo. Il Campazzo, ve lo ricordo, è un ampio spazio incolto pieno di vegetazioni e rovi in uno stato di completo abbandono, oggi parzialmente occupato da dei cantieri che ricopre circa un terzo dell'isolotto. Negli anni 90 dello scorso secolo è stato allestito un pontile per i collegamenti per le linee pubbliche che ha trasformato Olivolo di fatto il cul-de-sac di Venezia, in una zona sicuramente più facilmente raggiungibile. Siamo nell'anno 1250 a.C. e la leggenda accomuna questa piccola isola a un posto molto lontano. Siete curiosi? Volete saperlo? No, ve lo racconterò più avanti. Seguitemi. Tornando alla storia semi-ufficiale, perché molto di quello che vi sto raccontando si tratta appunto di antiche leggende e tradizioni spesso e volentieri agiografiche, le migrazioni in laguna dovute alle invasioni barbariche furono costanti durante gli ultimi anni dell'impero romano d'Occidente, ma quelle più massicce furono principalmente due: quella degli Unni di Attila, che il 18 luglio dell'anno 452 conquistano e distruggono prima Aquileia, poi Altino e Concordia Sagittaria, i cui pochi superstiti verranno a rifugiarsi in laguna.
La seconda, siamo nell'anno 568, quando i Longobardi di re Alboino, seguace dell'Arianesimo, valicano le Alpi spazzando via tutte le guarnigioni bizantine in Friuli e in Veneto e facendo scappare in laguna gli abitanti di Padova e Oderzo. Mentre per la prima invasione si racconta che gli Altinati fondarono Torcello, Ammiana, Costanziaco, Burano, Murano e Metamauco, tutte località delle zone marginali della laguna, con la seconda i profughi arrivarono ad insiedarsi nell'arcipelago centrale formato da isolette lungo il Rivus Altus, canale profondo. Le vestigia di un paleofiume, il Medoacus, oggi conosciuto come fiume Brenta. Rivo Altus diventa così il primo nome della città e successivamente prenderà il nome di Venezia, quando nell'810 i Franchi di Pipino conquisteranno Malamocco, l'antica Metamauco, e la capitale del Dogado verrà trasferita a Rialto dal doge Angelo Partecipazio. Ed eccoci giunti al 17 ottobre del 589, la rotta della Cucca. In questo luogo avvenne una catastrofica alluvione nel Veneto. Il Veneto ed altri fiumi cambiarono i loro corsi, sconvolgendo l'orografia della linea della costa. Isole come Quilium, la moderna Jesolo, Eraclio, Eraclea e Grado non sono più tali, in quanto verranno fuse con la terraferma e perderanno le loro funzioni tattico-difensive. Lo sversamento di notevoli masse d'acqua dolce nelle lagune contribuì veramente a rendere insalubri le acque nelle loro zone perimetrali, cominciando così il declino delle prime isole abitate e favorendo l'urbanizzazione delle isole più centrali, le isole Realtini, che comprendevano le isole di Rialto, Luprio, l'attuale Santa Croce, che è uno dei sestieri di Venezia, Gemini, l'attuale San Martino, Scopulo, l'attuale sestiere di Dorsoduro, e poi Biglia, l'attuale Biri, Spinalonga, oggi conosciuta da tutti come l'isola della Giudecca, Popiglia, l'isola di Poveglia e naturalmente il nostro Olivolo. Olivolo, forse così chiamata per la sua forma ad oliva o per la presenza di olivi, è la più orientale delle isole Realtine. Si trova verso la bocca di porto del Lido, siamo nel sestiere di Castello. Se ne ha notizia scritta per la prima volta nel Pactum Lotari, un accordo stipulato il 23 febbraio dell'anno 840 tra l'impero carolingio di Lotario I e il doge Pietro Tradonico, dove viene nominata come Olivolo o Castrum Elibolis. L'ultima spiegazione del nome, Eliolobolis, Olivolo, viene per l'appunto fatta risalire al greco, cioè che sta a significare esposto al sole, a levante, a est. Ma un'ulteriore versione, fornitaci dal Gallicciolli, sostiene che il nome fosse Pagos Oligos, cioè castelletto, pure in greco anche questo, da cui Oligolensis, vista la ridotta dimensione dell'isola e del manufatto. È una delle tre principali isole dal punto di vista civile, in quanto sede del potere religioso della città, mentre San Marco si insedierà il potere politico e a Rialto il potere commerciale. Su questa isoletta, tra il 774 e il 776, viene eretta la diocesi di Olivolo, distaccando così le isole Realtine dalla diocesi di Metamauco di Malamocco, per accordi tra il doge Maurizio Galbaio e il Papa, ponendovi qua a capo il vescovo Ovelario, consacrato dal patriarca di Grado, a cui la nuova diocesi sottostava. Il 31 gennaio dell'828 il corpo di San Marco, trafugato ad Alessandria d'Egitto da
buono da Malamocco e rustico da Torcello, arriva a bordo della nave San Nicola al porto di Olivolo. Qui ad attenderlo c'è il vescovo di Olivolo Orso, il doge Giustiniano Partecipazio e tutta Rivo Alto in giubilo. Le spoglie poi troveranno posto provvisoriamente a Palazzo Ducale, nell'attesa della costruzione della Basilica di San Marco. Il 29 giugno, giorno di San Piero, ricorreva l'anno 836, all'uscita della messa nella cattedrale di Castello, il doge Giovanni I Partecipazio viene assaltato da un gruppo di facinorosi che lo costringono ad abdicare, lo tonsurano e lo fanno ordinare frate, contra volant, contro la sua volontà, tutto dovuto al suo atteggiamento dittatoriale e al fatto di essere sceso a patti con i pirati narrentani. Il doge poi morirà in esilio presso un monastero a Grado. Durante l'episcopato di Enrico Contarini, siamo circa verso il 1100, si riscontra per la prima volta il cambio nome della diocesi da Olivolo a Castello, Diocesis Castellana, in riferimento al sestiere che ospitava. E in questo stesso periodo i patriarchi di Grado, in aperto conflitto con i patriarchi scismatici di Aquileia, trasferiscono la loro sede a Venezia, presso San Silvestro, siamo nella zona di Rialto, creando non poche tensioni con la diocesi di Castello, fino ad arrivare all'8 ottobre del 1451, quando con la bolla Regis Eterni di Papa Niccolò V vengono soppressi il patriarcato di Grado e la diocesi di Castello, facendoli confluire dentro al neonato patriarcato di Venezia, il cui primo patriarca fu San Lorenzo Giustiniani, ex vescovo di Castello, il protopatriarca, il cui corpo è visibile sopra l'altare maggiore. La sede del patriarcato rimarrà a San Pietro di Castello. La Basilica di San Pietro di Castello ha un'origine antichissima, in quanto la prima chiesa fu iniziata sotto il vescovo Orso, siamo intorno all'822-823, consacrata 9 anni più tardi, nell'831-32. Ma considerando che la diocesi era già presente nel 774, si presuppone che esistesse una chiesa ancor più antica dedicata ai santi Sergio e Bacco, le cui reliquie sono tuttora presenti nel secondo altare laterale di questa chiesa. Questo cambio di titolazione della chiesa ha inoltre un sapore molto religioso e molto politico, in quanto i due santi bizantini viene preferito il più cattolico romano tra i santi, San Pietro, indice dello spostamento volontario del dogado verso Roma, per staccarsi naturalmente da Costantinopoli. Sui martiri Sergio e Bacco vanno spese 2 parole: seguitemi. Erano entrambi ufficiali romani in Oriente. Vengono martirizzati sotto l'imperatore Daia nel 303 d.C., ma prima di subire l'orrendo martirio, vi ricordo che Sergio venne lapidato e Bacco decapitato, ma fatto marciare per ore con i piedi trafitti da chiodi, vengono fatti sfilare tra il popolo vestiti da donna. E questo dettaglio particolare, unito al fatto che spesso nelle icone antiche i due santi sono sempre raffigurati assieme con le aureole intrecciate, fa supporre per alcuni studiosi che tra i due vi fosse un rapporto sentimentale, cosa comunque confutata dalla maggior parte degli studiosi, ma che non ha fatto desistere le comunità LGBT ad adottare i due santi Sergio e Bacco come loro patrono. Lo stemma di Trieste è l'alabarda di Sergio, caduta dal cielo sul foro romano della città nell'istante della sua morte e tuttora è lì custodita nel tesoro di San Giusto. Proseguiamo con la nostra visita.
A sostegno di questa cronologia delle costruzioni, un'altra antica tradizione sosteneva che nel 642, durante le occupazioni di conquista del nord Italia del re longobardo Rotari, gli Opitergini in fuga, guidati dal loro vescovo San Magno e diretti verso la costa adriatico, dove poi fonderanno Eraclea, si fermassero per un periodo a Rivo Alto, dove il santo, per divina rivelazione, fondò 8 chiese, la prima delle quali dedicata al principe degli apostoli, San Pietro, e che sempre secondo la leggenda gli era apparso durante un'estasi mistica, ordinandogli di costruire una chiesa a lui titolata, dove? In quella parte della nascente città dove avesse visto pascolare assieme una mandria di buoi e un gregge di pecore. San Magno diventerà poi compatrono di Venezia e avrà dedicata anche una festa di palazzo ogni 6 del mese di ottobre. Le altre chiese da lui fatte edificare, ognuna con una specifica visione, furono l'Angelo Raffaele, San Salvador, Santa Maria Formosa, San Zuane Battista, San Zaccaria, Santa Giustina e la Chiesa dei Santi Apostoli. La prima chiesa sarà distrutta da un incendio nel 1120 e verrà sostituita da una nuova molto più maestosa, come si vede anche nella pianta del De Barbari del 1500. Come già suggerito, nel 1451 diventa la cattedrale patriarcale di Venezia e lo sarà sino al 1807, quando alla caduta della Serenissima la Basilica di San Marco perderà la funzione di chiesa di Stato. Era di fatto una specie di cappella ducale del doge e per volere di Napoleone diventerà la nuova sede patriarcale. Alla chiesa di San Pietro sarà comunque concesso con bolla papale la dignità di basilica minore e i parroci insigniti del titolo di arciprete. Nel 1558 Andrea Palladio viene incaricato dal patriarca Vincenzo Diedo di riedificare la cattedrale. L'attuale, di fatto, quella che vediamo noi, è la quarta chiesa, incarico che purtroppo non riuscirà a terminare, ma che sarà portato avanti il suo progetto dagli architetti Smeraldi per la parte esterna e dall'architetto Gradiglia per la parte interna, la cui opera è esattamente la stessa che noi vediamo. All'interno, come vedete, si possono ammirare opere pittoriche di Luca Giordano, del Pellegrini, del Veronese, dello Schiavone, del Lazzarini, del Liberi e opere scultoree del Longhena, del Morleiter e del Marinacci. Da sottolineare anche la presenza di un maestoso organo a canne costruito nel 1754 da un frate dalmata, tale Pietro Nanchini o Petar Nakic. Del primitivo tempio rimane solo un lacerto di mosaico romano del II secolo, alcune parti del monumento a San Lorenzo Giustiniani e un paio d'altari in mosaico eseguito dal Zuccato su un cartone di Tintoretto, tutto nella piccola cappella Lando. D'altresì ricordato che nelle precedenti fabbriche furono demoliti e mai più riedificati il battistero, che era esterno come era d'uso nelle chiese romaniche, ma che forse era stato trasformato nella scuola del Santissimo Sacramento, e la cripta sotto al presbiterio, che conteneva le reliquie dei santi Sergio e Bacco. Adesso vi racconto una chicca, una cosa bellissima da sapere. All'interno della chiesa e la cattedra di San Pietro, che la tradizione voleva appartenuta proprio a Pietro, quando questi era vescovo ad Antiochia, regalata al doge Pietro Tradonico all'imperatore di Costantinopoli Michele III, il cui schienale decorato si è rivelato essere in realtà una stele funeraria islamica con tanto di 2 sure del Corano, incise in caratteri arabo-sufici.
Questo manufatto aveva infatti sorgere alcuni dubbi anche allo scrittore del celebre libro Le pietre di Venezia, John Ruskin. Valeva la pena saperlo, vero? Continuiamo. Nel corso della Prima Guerra Mondiale la chiesa viene bombardata ben 2 volte con bombe incendiarie dagli idrovolanti austro-ungarici provenienti da Trieste e Pola, in quanto si trovava direttamente sulla rotta di avvicinamento all'Arsenale, obiettivo di grande importanza bellica. Per lo stesso motivo, parecchie altre bombe caddero anche sul resto di Olivolo. Fino al 1596, con l'uniformazione decretata dal Concilio di Trento, il Patriarcato di Venezia seguiva un particolare rito, detto patriarchino, di derivazione aquileiese e ereditato dal Patriarcato di Grado. Questo rito rimase comunque parzialmente in uso sino al 1807. Le differenze tra questo rito e quello romano stavano nella distribuzione delle feste liturgiche e l'utilizzo di un particolare canto liturgico, detto appunto patriarchino o aquileiese. Dal 1969 San Pietro viene annoverata tra le sedi vescovili, titolari della Chiesa Cattolica, cioè continua ad essere assegnato ad un arcivescovo, però solo come titolo, senza giurisdizione sul territorio. L'attuale arcivescovo è Charles Daniel Balbo, nunzio apostolico in Australia. Negli anni 70 dello scorso secolo è stata restaurata una piccola cappella laterale da cui si accede attraverso la sacrestia per celebrare le messe, soprattutto nel periodo invernale, e qui nel 1456 fu allestita la camera ardente di San Lorenzo Giustiniani, la cui salma odorava di violette e per l'epoca questo era un segno inequivocabile di santità. Qui viene posizionata ogni anno l'effigie della Madonna Ausiliatrice col bambino al termine di una processione che la trasporta a spalla dal patronato Leone XIII sin qui a San Pietro. Prima dell'attuale suddivisione in parrocchie, la città era ripartita in contrade e quella di San Piero, detta contrada del vescovo, era tra le più estese di Venezia. Al suo interno conteneva molte chiese, una delle quali molte distrutte o secolarizzate. Fu il triste decreto napoleonico del Regno d'Italia numero 160 del 28 luglio 1806. Quali erano queste chiese? Per esempio Sant'Anna, secolarizzata, Sant'Antonio de Casteo, oggi ahimè demolita, San Daniel, demolita, San Domenico de Casteo, demolita, Santa Lina in Isola, questa fortunatamente è ancora esistente, San Francesco de Paula, esistente, San Gioacchino, secolarizzata, San Gioane Evangelista, ex battistero, Sant'Iseppo de Casteo, ancora oggi esistente, San Nicolò de Casteo, demolita, le Vergini, demolita. Oggi le 4 parrocchie esistenti sono San Piero, Sant'Iseppo, San Francesco e Sant'Elena, che sono congiuntamente gestite dai padri salesiani. Siamo arrivati al momento di rivelarvi quale fosse quel lontano posto da cui trae origini questo isolotto. In merito alla prima chiesa, la leggenda narra che anche nella prima ondata di popolazione in fuga da Attila, delle genti si stabilissero ad Olivolo, trovandovi le vestigia di antichissime mura, forse appartenute ad un castello, ricostruite nel 1185 a.C., da alcuni superstiti troiani in fuga da Ilio, ed erano guidati da Antenore che al comando, insieme ai sopravvissuti del popolo degli Eneti della Paflagonia, alleati di Priamo, avevano navigato lungo l'Adriatico, a differenza invece di Enea, che lui aveva navigato lungo il Tirreno ed era sbarcato nel Lazio, ma questi si erano fermati in un posto prima di proseguire nell'entroterra e fondare poi
Padova, sconfiggendo la popolazione degli Ugani e dando inizio alla stirpe dei Veneti. Questi primi abitanti chiamarono quest'isoletta col nome Troia. Di questa prima ondata di profughi patavini, alcuni nobili tribuni, chiamati allora Simalcali, di seguito Cavotorti o Caotorta, vi si stabilirono definitivamente, fondando appunto la chiesa dei Santi Sergio e Baco. Nell'anno 1482 viene inaugurato un nuovo campanile che sostituiva il precedente danneggiato da un fulmine, interamente in pietra d'Istria, opera del celebre Codussi, che nasce comunque pendente come molti altri a Venezia. La piccola lanterna apicale con cupoletta, demolita nel 1770, viene definitivamente distrutta da un altro fulmine e siamo nell'anno 1822, esattamente il 17 di ottobre. Sembra che il Codusse utilizzi la bianca pietra d'Istria proprio ispirandosi al faro d'Alessandria, una delle antiche meraviglie del mondo, distrutto, come ben ricorderete, da 2 terremoti, proprio per aiutare i naviganti che lo potessero notare, visto la sua altezza, visto anche dal mare aperto. Come potete vedere adesso lo vedete coperto da alcune impalcature. È un delicato intervento di sicurezza, è un intervento finanziato con i fondi del PNR. E tra i 3 campanili più pendenti questo, poi c'è quello di Santo Stefano e quello di Burano. A sinistra della chiesa sorge quello che fu il palazzo patriarcale, col portale sormontato da un enorme stemma del patriarca Lorenzo Priuli, che nella sala grande dell'appartamento patriarcale poteva vantare una galleria di ritratti dei vescovi di Olivolo e i patriarchi di Venezia, questi realizzati entro il 1523 da Vettor Carpaccio. Qui nel 1700, presso la Cappella di Palazzo, Antonio Vivaldi riceveva i sacramenti sacerdotali. Il palazzo incorporava anche la scuola del Santissimo Sacramento e una grande biblioteca dove alla fine del XV secolo il famosissimo matematico Luca Pacioli trovò l'ultima copia del libro di Fibonacci, Liber Abbacis, ritenuta perduta da 3 secoli e con la quale venivano introdotti in Europa i numeri arabi e lo zero. Con il trasferimento della cattedra patriarcale a San Marco nel 1807, tutto il complesso, durante l'occupazione napoleonica, su volere del viceré d'Italia Eugenio di Beauharnais, sarà trasformato in polveriera, diventando poi caserma della Österreichisch-Venezianischen Kriegsmarine nel Lombardo-Veneto e poi della Regia Marina durante il Regno d'Italia. Durante il ventennio fascista sarà intitolata al tenente di fanteria Giovanni Sanguinetti, medaglia d'oro caduto a Cuati in Eritrea nel 1895. Dopo l'8 settembre del 1943 vi verrà quartierato il battaglione volontari di Francia della 10ª MAS. Si trattava di poco più di una grossa compagnia, composta da 100 volontari, per lo più figli di immigrati italiani in Francia della zona di Parigi, arruolatisi presso la base di Betassomme a Bordeaux, che inizialmente si chiamava Battaglione Longobarda, per poi essere liberata il 28 aprile del 1945 dal gruppo di marina del CNL, il Comitato Nazionale di Liberazione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale diventerà centro di raccolta per i profughi dell'esodo giuliano-dalmata. Per la maggior parte erano famiglie di dipendenti della Regia Marina di Pola. Successivamente il palazzo viene occupato da alcune famiglie che vedranno regolarizzata la loro posizione nei confronti del demanio militare e solo dopo alcuni decenni. Il complesso torna poi all'onore delle cronache solo di recente, quando nell'ambito della diffusione incontrollata di nuove strutture alberghiere, sebbene il fenomeno fosse stato bloccato dall'amministrazione comunale, vede una società francese tentare l'acquisto,
per trasformarlo in foresteria, giocando un po' sui termini, con annesso ristorante da 600 posti. Attualmente, e ci tengo a ricordarlo, su queste famiglie grava ancora l'incubo dello sfratto. Raggiungendo l'isola attraverso il lungo ponte di San Piero si può avere una chiara visione del perché le piazze di Venezia si chiamano ancora campi. L'unica piazza esistente è Piazza San Marco. I campi o campielli a seconda delle dimensioni, e questo perché si trattava effettivamente di campi con tanto di prato erboso e con la presenza di alberi. Nel vialetto che collega la fine del ponte con l'entrata della basilica, circa a metà strada, possiamo notare su questo selciato grigio una pietra bianca, e questa pietra aveva uno scopo ben preciso. Serviva durante le andate del doge, una specie di pellegrinaggio rituale che il doge doveva compiere in specifiche date e in specifiche destinazioni ogni anno. Per San Piero era fissata ogni 8 di settembre, ma per togliere l'imbarazzo al doge di arrivare sino alla porta della chiesa e per togliere l'imbarazzo al patriarca di arrivare sino al ponte, i due si incontravano a metà strada, in corrispondenza di questo segno, di questa pietra bianca. Nell'anno 1308, ma per alcuni forse 1311, il vescovo di Castello, tal Lamberto I Ticciopolo, si reca dal piovano di San Pantalon ad Orsoduro, tale Bartolomeo Dandolo, per reclamare le decime sui morti non ancora versate. Il vescovo pretendeva una tassa sui funerali dei vari parroci, e qui fu assalito dagli abitanti del sestiere di San Nicolò, di Nicolotti, ed ucciso in un posto che si chiama ancora Malcanton. Sentite il nome, no? Ed è inizio da quel momento una faida tra le due fazioni, i Nicolotti e i Castellani, che la Serenissima cercherà anche di controllare, trasformandoli un po' in combattimenti organizzati proprio tra queste due fazioni su alcuni ponti della città, esempio il Ponte dei Pugni a San Barnaba o il Ponte della Guerra. E qui c'erano veramente dei giochi molto violenti che durarono fino al 1705. Ci troviamo all'interno di uno dei luoghi più nascosti di Venezia. Siamo all'interno dello Squero de Sant'Iseppo, concesso sin dal 1869 alla società Carpentieri e Calafatti. Questo è un luogo di grande prestigio che tutta città ne va orgogliosa. Vi ricordo che è anche possibile visitarlo, naturalmente previa prenotazione. Troverete le informazioni al termine del nostro racconto. Sin dal IX secolo, il giorno 2 di febbraio, in occasione della festa della purificazione di Maria, giorno della Candelora, nella chiesa di San Piero di Castello venivano benedette le ragazze che si dovevano sposare entro l'anno, e alle 12 più povere venivano forniti vestiti e gioielli dalle famiglie più abbienti, che provvedevano anche a fornirle a loro di una dote adeguata. Nell'844, sotto il doge Pietro Tradonico, ma secondo alcuni cronisti nel 946 sotto Pietro III Candiano, addirittura altri nel 973 sotto Pietro IV Candiano, durante la cerimonia un gruppo di pirati narentani fece irruzione a San Piero e rapirono le fanciulle con tutte le loro doti. Rapidamente i veneziani allestirono una flotta e si misero immediatamente all'inseguimento dei pirati, con alla testa il doge di Venezia, raggiungendoli presso Caorle, dove si erano fermati per festeggiare, esattamente nella località Santa Margherita, e qui li massacrarono tutti e liberarono le ragazze riportandole a Venezia. Da quel momento la località si chiamerà Porto delle Donzelle. Una volta rientrati a Venezia, le ragazze furono portate in processione, cosa che diventò la nuova tradizione, i Ludi Mariani, o più conosciuti come Festa delle Marie, una festa sempre più opulenta, chiassosa, tanto da dover sostituire le ragazze con delle statue di legno.
che man mano che passarono gli anni queste statue diventavano sempre più brutte, tanto da diventare delle figure piatte di legno. E alla fine, nel 1379, il Senato sospese del tutto questa festa che però è stata ripresa in tempi recenti, all'inizio degli anni '80, durante il Carnevale, e trasformata in un concorso di bellezza. Rimane solo il nome e il modo di dire, la famosa Maria de Toa, cioè una Maria piatta come una tavola di legno. E qua lascio a voi intendere cosa si voleva dire. Sull'isola di San Piero è ambientata anche una delle storie più macabre. Ve la voglio raccontare, quella di Ennio e Tosca, promessi sposi, che avevano deciso di maritarsi il prima possibile, ma quando tutto sembrava fosse pronto per il matrimonio, Ennio morì. Ma ritornò subito come fantasma. Si presentò una notte a Tosca per sposarla. La giovane, insospettita dell'insistenza e da una strana risposta datale dal fidanzato, rifiutando del cibo offertogli, gli dissi: «I morti non mangiano». E lei corse via, corse dal parroco per consultarsi, il quale le disse di nascondersi immediatamente. Una volta arrivato lo sposo, trovando solamente il piovano, pretese almeno il dito anulare della sua promessa sposa per poterle infilare l'anello, pena il perpetuo tormento che le avrebbe provocato. Dopo aver sentito tutto e spaventatissima, Tosca si taglia il dito e lo consegna al fantasma, che soddisfatto sparirà. Beh, tutto sommato una storia sempre nella leggenda, però sono sicuro di essere riuscito a incuriosirvi. Le leggende veneziane. Fin dagli anni '80, dalla riva di Campo San Piero, la mattina presto, prima del suono della sirena di inizio turno, partiva dalla riva un'imbarcazione a motore che effettuava un servizio di trasporto persone, forse non autorizzato, per i cosiddetti picchettini. E chi erano? Erano gli ultimi arsenalotti che presso i bacini di carenaggio dell'arsenale erano incaricati della pulitura delle carene delle navi messe a secco tramite un trattamento di sabbiatura e picchettaggio, permettendo così di evitarsi il giro di tutto il giro dell'arsenale per i cantieri CNOM che si trovava alla Celestia. Picchettini, ricordiamoci questo nome. E arriviamo ai giorni nostri. Negli anni '80 dello scorso secolo, l'amministrazione comunale di Venezia decise di dare alla cittadinanza un centro sportivo polifunzionale, di cui all'epoca la città era completamente sfornita. Il centro avrebbe dovuto comprendere palestre, piscine coperta, campi da basket, campi da tennis, una bocciofila e rimessaggi e scali per le barche di voga alla veneta e voga all'inglese, e ovviamente serviva una grande area non edificata da destinare. La scelta ricadde sul campazzo di San Piero dei Casteu, che in passato era stato una vigna, un orto, addirittura il camposanto della parrocchia, che con un editto napoleonico nel 1804 su estromissione dei cimiteri dai centri abitati, ed infine una piazza d'armi della caserma. Come per molti degli interventi in città, la Sovrintendenza Archeologica per il Veneto ritenne opportuno effettuare prima dell'inizio dei lavori dei saggi e degli scavi dall'86 all'89. Con grande sorpresa di tutti, oltre a numerose scoperte geologiche relative all'innalzamento del livello del medio mare, era il fatto che l'isola fosse più piccola di questa attuale, proprio dietro l'abside della basilica, e là si sono scoperti i resti di quello che quasi sicuramente era un piccolo castello, il castrum per l'appunto, una struttura quadrata di circa 7 metri per lato, di epoca tardo-romana bizantina. Forse, si suppone, un comando bizantino esarcale per il controllo della via navigabile indolitoranea, e sin dall'epoca imperiale collegava Ravenna ad Aquileia,
e dei dazi sul sale. Quasi sicuramente parte di un sistema difensivo più articolato, comprendente anche un secondo castello presso l'attuale Palazzo Ducale in piazza San Marco, i cui resti sono stati scoperti proprio pochi mesi fa, recentemente, in occasione dei lavori di impermeabilizzazione dell'area marciana. I due castrum saranno collegati da una muraglia durante il dogado di Pietro Tribuno per difendere la nascente città dagli Ungari, costruita con materiale di recupero degli edifici di Altino, le cosiddette altinelle, e montando inoltre una lunga catena di ferro a chiusura del canale. A riprova di tutto questo sono state riempite decine di casse di cocci e frammenti di anfora, trovette d'oro, sigilli bizantini, addirittura un'ametista finemente incisa con l'immagine di un ippogrifo, tutti elementi avvaloranti l'importanza del sito. La cosa un po' triste è che dopo anni durante i quali gli scavi sono stati lasciati aperti e incustoditi, alla fine tutto è stato reinterrato e nuovamente dimenticato. Fatto salvo però che finalmente si è definito e stabilito che il nome Castello del sestiere di Castello si deve proprio all'antica presenza di questo castrum e non, come altri sostenevano, dalle mura merlate dell'arsenale, edificate tra l'altro dopo la prima crociata, per cui dopo l'anno 1000. Per dovere di cronaca vi devo dire però che il centro sportivo venne edificato nel sestiere di Cannareggio, esattamente a Sant'Alvise. Dopo questa lunga carrellata storica, che spero abbiate trovata interessante, va ricordato che ancora ai giorni nostri la settimana che precede il 29 giugno, giorno della festa di San Piero, l'isola di Olivolo torna teatro di 7 giorni di festa, la celebre festa di San Piero, ancora oggi frequentatissima da veneziani e foresti che giungono fin qui per mangiare, bere, ballare, divertirsi in attesa della Santa Messa officiata dal Patriarca di Venezia, che proprio in questo giorno ritorna in barca alla sua antica cattedrale per ricevere una delegazione di pescatori che gli offrono una cesta di pesce e l'anello piscatorio. Quindi l'invito è venire qua, in questo splendido angolo di Venezia, ma se per caso dovesse cadere qualche goccia dal cielo, non preoccupatevi, come si dice da queste parti, se San Piero che ava e botti. Io vi ringrazio e spero che voi abbiate trovato interessante questo angolo di Venezia, questo Olivolo, questo San Piero de Casteo, zona ancora ricca, pulsante, piena di tradizione. Fabio Moresco vi saluta, vi vuole ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo docufilm e naturalmente io vi aspetto a Venezia. A presto!